Buonasera, benvenute, benvenuti. Siamo anche oggi in diretta streaming, quindi ne approfittiamo anche per salutare le persone che partecipano da casa. Grazie a voi per essere qui. Oggi siamo quasi arrivati a un centinaio di incontri pubblici, 100 dirette, 100 locandine, dove il titolo che cappeggia di più è questo: la Sardegna di oggi è del futuro. Spesso sono stati incontri tematici e lo è anche quello di stasera, perché affrontiamo il ruolo della donna di oggi e del futuro all'interno del tessuto sociale sardo. Io sono Laura Fois, faccio la giornalista, il mio compito è più quello di fare domande. Cominceremo col chiederci come la donna può essere parte attiva della politica, come anche la regione può stimolare, può fare in modo che le donne possano arrivare a dei ruoli dirigenziali. Le protagoniste di oggi sono due donne, sono due candidate, sono due persone che rappresentano progetti politici diversi, ma che sono confluiti insieme nella coalizione sarda che sostiene Renato Soru presidente. Ricordiamo che si voterà un giorno solo, il 25 febbraio, e della coalizione sarda fanno parte 5 liste. Stiamo parlando di Progetto Sardegna, di Liberu, di Rifondazione Comunista, di Vota Sardegna, anche della lista che schiera insieme Più Europa, Azione, UPC e Liberali Democratici Europei. Iniziamo quindi con le presentazioni di due generazioni a confronto. Partiamo per una volta dalla più giovane, Giulia Lai, avvocato, ha aperto il suo primo studio legale a Cagliari all'età di 33 anni e 2 anni dopo ne ha aperto anche uno a Nuoro. L'incontro con la politica però, quando è successo? È avvenuto da professionista perché si è occupata del processo sui disastri ambientali causati dalla presenza del poligono militare di Quirra. Nel 2018 l'iscrizione al partito indipendentista Liberu e nel 2022 è diventata segretaria. Oggi è candidata con Liberu nel collegio di Cagliari. Invece Romina Mura ha un trascorso importante in politica, è stata sindaca di Saddali dal 2010 al 2020, deputata per 2 legislature dal 2013 al 2022 ed è stata anche presidente dell'11ª Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Nel 2023 ha lasciato il PD e ha abbracciato il progetto, ha abbracciato una nuova avventura politica, cioè quella di Progetto Sardegna. E siccome oggi faremo un dialogo tra 2 generazioni, è proprio Giulia Lai adesso da fare la prima domanda a Romina Mura. Grazie a tutte e a tutti per essere venuti. Sì, allora io da tempo rifletto sul fatto che la chiave per il riscatto delle donne sarde sia effettivamente il lavoro e principalmente questo. Non a caso infatti in Sardegna solo il 46,5% delle donne risulta occupato e diciamo quelle in età, tutte quelle in età lavorativa. Nelle giovani donne la disoccupazione invece è più dilagante ed è sempre di più in aumento. Inoltre i dati ci dicono che essere occupate sono principalmente delle donne in occupazioni comunque precarie e non stabili. Quindi io vorrei chiedere questo a Romina. L'articolo 5 del nostro statuto ci attribuisce la facoltà di emanare norme di integrazione e attuazione alle disposizioni governative in materia di lavoro, appunto, quindi limitate diciamo ad una competenza cosiddetta sussidiaria. Ci basta questa limitata autonomia per appunto creare delle politiche lavorative in Sardegna che siano specifiche in base appunto a quelle che sono le caratteristiche di una terra che comunque è molto distante dall'Italia? Grazie Giulia per questa domanda. Buonasera a tutti e a tutti. Insomma, per me oggi è una giornata molto bella, appunto
un'interlocuzione fra due generazioni di donne, ma anche fra due donne molto diverse che vengono da esperienze politiche diverse, a dimostrazione che quando si vuole far sintesi per il bene comune, che in questo caso è la Sardegna, anche storie diverse, ma poi diverse per alcuni aspetti, perché poi per altri sono molto, molto, come si possono intrecciare, ecco la dimostrazione che la politica può essere anche sintesi e non solo competizione e dialettica forte. Ma veniamo alla domanda di Giulia. Allora, sì, lei ha portato alla nostra attenzione un dato veramente preoccupante per la Sardegna, che è quello dell'occupazione femminile, ma che è un dato che non fotografa bene quella che è la situazione sarda, perché è vero, l'occupazione femminile è quella percentuale, ma poi ci sono tante donne occupate che sono occupate part-time, che sono occupate per pochi giorni a settimana, che non fanno l'orario, come dire, di lavoro che consente poi loro di avere una retribuzione dignitosa. Quindi quel dato dell'occupazione femminile è sovrastimato, perché un pezzo di quella percentuale è fatto di donne che lavorano poche ore, che fanno i cosiddetti lavori poveri, perché cioè, il tema è questo, lavori a volte, come dire, che non rientrano sicuramente a livello, diciamo, di principio in quello che è quel lavoro nobilitante di cui parla la Costituzione. E aggiungo anche che le donne, quelle sarde anche, come tutte le donne, ma in particolare quelle sarde, oltre al lavoro professionale, al lavoro insomma fatto fuori casa, si devono sobbarcare spesso anche il lavoro di cura per i figli. Nascono pochi bambini, ma per quelli che nascono in genere quel lavoro è tutto sulle spalle delle donne, e poi anche il lavoro di cura per i nostri anziani. La nostra terra è una terra che sta invecchiando ogni giorno di più, i dati Istat ce lo ricordano, no? Continuamente, anche di recente, ci danno proprio la fotografia di una terra che sta invecchiando sempre di più, dove poi c'è anche l'innalzamento dell'età media, per fortuna, questo lo diciamo, però che pone tutta una serie di questioni, e spesso in tema di cura e assistenza il lavoro necessario cade totalmente sulle spalle delle donne, ed è un lavoro informale perché non è riconosciuto a nessun titolo, non ha una retribuzione, spessissimo, perché in genere sono le figlie, le sorelle, cioè la famiglia allargata, quella famiglia allargata che spesso viene anche in qualche modo snaturata, eppure in Sardegna c'è, no? Io conosco famiglie di anziane sorelle che per esempio si aiutano a vicenda perché magari non hanno figli, oppure di figlie che oltre a fare il loro lavoro e a seguire la propria famiglia devono occuparsi dei genitori. Quindi quel lavoro informale non è riconosciuto, per cui la situazione lavorativa femminile in Sardegna, un po' in tutta Italia, in particolare nel Mezzogiorno, ma noi parliamo della nostra terra, è piuttosto deficitaria. E allora noi cosa possiamo fare? Noi come Coalizione Sarda, il presidente Soru lo dice a tutti gli incontri, noi non arriviamo con, come sa bene anche Giulia, non arriviamo con una bacchetta magica o con delle ricette che devono, come dire, cambiare tutto, rivoluzionare in maniera, oppure distruggere ciò che hanno fatto gli altri. Noi crediamo che anche la Sardegna, attraverso una riorganizzazione, per esempio della pubblica amministrazione, per esempio dei servizi alla persona, per esempio del ruolo del terzo settore, del volontariato, ecco, attraverso innanzitutto questi interventi si possa fornire tutta una serie di servizi, in particolare alle donne, ma a tutti i sardi, per migliorare e per facilitare, per accompagnare quel lavoro di cura che per esempio a livello femminile impatta molto. Quindi una prima cosa da fare è sicuramente la riorganizzazione dell'esistente, la connessione fra tutti i livelli istituzionali che si occupano di welfare, perché per esempio i comuni, quasi tutti i comuni sardi hanno un servizio di assistenza domiciliare, però probabilmente non sono in rete, probabilmente ciò che fanno non è sufficiente perché non c'è una regia generale, per cui a livello regionale si potrebbe intervenire provando appunto a coordinare questo mondo, a metterlo anche in sinergia con il terzo settore. Rispetto al tema invece politiche attive, che è quello a cui tu fai riferimento, la Regione Sardegna effettivamente ha tutta una serie di
potestà concorrenti, che sono sussidiarie, che però se utilizzate bene potrebbero anche in questo caso risolvere diversi problemi, perché noi abbiamo uno statuto speciale che solo in parte è attuato. Lo sventoliamo ogni qualvolta dobbiamo fare le battaglie, ma poi quando andiamo a governare ci dimentichiamo di avere quelle prerogative e troppo spesso, e lo dico come sa Giulia senza problemi, anche facendo un po' di autocritica, troppo spesso ci siamo trovati anche a livello nazionale a non fare tutto quello che dovevamo fare per riuscire insomma ad attualizzare anche quelle prerogative. Quindi io sono fra coloro che credono che lo statuto vada attuato, che quindi noi dovremmo attraverso le prerogative che già ci sono riconosciute provare ad attuare quelle funzioni e quelle competenze che abbiamo, in particolare rispetto alle politiche attive, perché voglio dire, per esempio, lo dico sempre con molto rispetto per le estetiste e le parrucchiere che adoro, però il catalogo formativo della Regione Sardegna non è assolutamente adeguato rispetto sia alle possibilità di occupazione che sono offerte dalle aziende e anche rispetto a quelle che sono le aspirazioni, no, di molte donne, giovani donne e anche giovani in generale. Forse bisognerebbe per esempio intervenire sulla formazione professionale, quella di qualità, e provare a raccordarla meglio con il mercato del lavoro, e provare a farle avere quel ruolo, diciamo, di formazione di competenze importanti. E poi ultima cosa, so che a Giulia questo è molto caro, io sarò vicino a lei quando lei diventerà consigliera regionale, io questa battaglia la farò insieme a lei perché lei diventerà consigliera regionale, anche perché no? Pretendere un ampliamento delle nostre prerogative, perché alla fine lei è un indipendentista, io non lo sono perché ho un'altra storia, però credo che l'indipendenza, no? Nel senso di autodeterminazione, nel senso di autonomia che aiuti le sarde e i sardi a stare meglio, a non dover invidiare niente, perché noi cosa abbiamo da invidiare alle altre regioni se riusciamo a far star bene i sardi a livello di qualità di vita dei servizi, no? Abbiamo tutto anche a livello ambientale, quindi ecco, in questo Giulia io sarò al tuo fianco e magari diventerò insieme a te un pochino più indipendentista. Bene, abbiamo parlato di donne, di mercato del lavoro, abbiamo visto che c'è lavoro dopo il lavoro, abbiamo parlato anche di politiche attive del lavoro, di formazione professionale, di autodeterminazione. Giulia, ti soddisfa questa risposta oppure facciamo adesso in modo che ci sia la domanda di Romina a Giulia? Allora, io voglio fare anche questo cappello perché è importante, perché la politica è anche relazioni umane ed è bello che sia così, non è solo cattiveria, bisticci, veleni, e anche tante altre cose. E quindi io devo dire che questa campagna elettorale per me è inedita, perché io l'ho sempre fatta le campagne elettorali con i partiti organizzati, con i loro rituali. A me questa campagna elettorale piace molto, anche perché ho avuto l'opportunità di conoscere giovani donne come Giulia, ma anche tante altre, no? Alcune anche qui in sala, ragazze che si sono messe in gioco. Vedo Gianna, la vedo lì in fondo, che è un'altra candidata di Progetto Sardegna, Gianna Oggiu, cioè ragazze che vengono da esperienze anche diverse e che si sono messe in gioco. Di Giulia mi ha colpito una cosa, siccome in genere gli indipendentisti sono belli tosti, no? Con la barba, proprio sardi, io mi sono ritrovata innanzi a questa ragazza invece molto carina, delicata, che quando parla però picchia duro, e questa cosa di lei mi è piaciuta moltissimo e mi ha colpito sia la sua preparazione, però anche appunto la delicatezza con cui dice cose forti, perché forse anche di questo ci dovremmo riappropriare in politica. D'altronde noi siamo quelli della rivoluzione gentile, come dice sempre Renato Soru. E allora Giulia per fare subito la domanda, Giulia ogni volta che parla, giustamente parla spesso di rinascita, e a me questa cosa piace molto, e lo fa partendo da quelle che sono le elaborazioni politiche dell'indipendentismo di sinistra che lei rappresenta. Lo fa da giovane donna che vuole combattere per sé, per la propria generazione, e lo fa consapevole
di quanto noi donne, ma più in generale il popolo sardo, di quanto per noi donne, più in generale per tutto il popolo sardo, sia ancora lunga la strada da fare per affermare i diritti fondamentali, no? Paradossalmente diritti fondamentali che sono dati anche per scontati, ma che scontati non sono: il diritto all'esistenza, il diritto all'autodeterminazione, il diritto all'identità. E allora, ecco, io chiedo a Giulia, quando lei entrerà in Consiglio regionale, quali saranno le prime 3 battaglie, i primi 3 provvedimenti su cui vorrà lavorare per l'affermazione di questi diritti. Innanzitutto ti ringrazio, Romina, per le parole spese, anche Laura. Difficilmente arrossisco oggi, sono diventata rossa, ma ti ringrazio veramente anche perché effettivamente questa coalizione sarda ci ha dato soprattutto a noi l'opportunità di venire in contatto con un mondo che credevamo essere molto lontano e diciamo quasi a posizioni inconciliabili tra di loro. Invece abbiamo trovato punti in comune da portare avanti e che ci porteranno appunto ad avere un'altra visione di Sardegna. Io parto dal presupposto che il mio punto di vista è quello di una giovane in politica e segretaria di un partito indipendentista e mi scuserete se parto da lontano per affrontare i problemi attuali. La Sardegna ha una lunghissima storia di colonizzazione che l'ha portata negli ultimi secoli ad essere considerata un luogo da dove estrarre le risorse, portarle fuori e non lasciare alcun benessere, alcuno sviluppo per il popolo che qua ci abita. Dunque oggi facciamo i conti con una stratificazione di sottosviluppo, di subalternità, di disinteresse anche a una visione nazionale di sovranità e che in qualche modo ha plasmato le coscienze dei sardi, per cui oggi queste costituiscono il principale freno ad un cambiamento. Venendo ai giorni nostri, nei decenni passati, a parte qualche parentesi virtuosa, non si è riusciti a porre le basi politiche affinché affiorasse un governo della cosa pubblica realmente attento agli interessi dei sardi e della Sardegna e soprattutto che facesse argine a quella che è la voracità senza scrupoli dei grandi capitali. La situazione si è aggravata e si aggrava ulteriormente se pensiamo alla condizione delle donne, che effettivamente rappresentano un punto di riferimento importantissimo nella nostra tradizione, che però per quanto riguarda il lavoro e la politica non hanno mai avuto ruoli dirigenziali, ruoli apicali o comunque sono sporadiche le donne che li hanno raggiunti, appunto come Romina, e che avrebbero, a parer mio, permesso alla Sardegna davvero di entrare di diritto nella modernità. Infatti un popolo che relega la metà della popolazione, che appunto siamo noi donne, all'invisibilità, all'inazione, è incapace di crearsi un futuro, soprattutto un futuro di benessere. Le donne sarde quindi vivono in una condizione di oppressione stratificata e interconnessa e nelle fasce più basse della popolazione alla discriminazione di classe si aggiunge la discriminazione di genere, quindi una donna per accedere al lavoro, per accedere all'istruzione deve superare molti più ostacoli di un'altra donna che invece non è in una condizione di povertà e molti più ostacoli rispetto appunto ai nostri colleghi uomini. E però come si esce da questa condizione? Perché bisogna trovare anche le soluzioni. A mio parere l'unico modo è quello di porre le basi di una visione a lungo termine che porti la Sardegna ad essere sempre meno dipendente dall'esterno e sempre più capace di autogovernarsi e soprattutto attivando un processo di emancipazione delle donne che le renda protagoniste della vita politica, di quella vita politica però dove si decide il futuro della nostra terra. E per mettere appunto in atto la rinascita della Sardegna non basterò io al governo ed è per quello che io oggi ho voluto tanto creare questo evento con Laura, con Romina, perché noi abbiamo bisogno di centinaia, migliaia di donne che siano sia esse giovani o mature, ma che siano consapevoli di quelle che sono le nostre risorse. Non basterà una donna per il cambiamento e per la rinascita, non vi accontentate di questa narrazione perché questo è solo uno spot elettorale.
Per cui in Sardegna abbiamo bisogno di una visione femminista che sia organizzata, che sia consapevole e che quindi siedano nel Parlamento della Sardegna molte di noi. Come sarà possibile questo? Sicuramente domani, quando ci saranno le elezioni, sarà importante sfruttare la doppia preferenza di genere. Però, rispondendo a quello che mi ha chiesto Romina, la prima cosa che farò è presentare immediatamente una modifica della legge elettorale. Non vi nascondo che come partito io, in prima persona, con alcuni miei compagni, ci siamo impegnati nel 2019 a elaborare proprio una proposta di legge elettorale diversa, però appunto nell'intento di presentare subito, una volta al governo, una modifica di questa legge altamente antidemocratica, forse la più antidemocratica d'Europa, che ha creato e ha fatto qui scuola per creare un bipolarismo perfetto che non solo elimina le minoranze dal governo della Sardegna, ma anche le stesse donne e tutti coloro come me che non si riconoscono nel centro-sinistra e nel centro-destra italiani. E voglio mettere e sottolineare un dato importante, che solo 9 donne su 60 consiglieri comprensivi del Presidente oggi siedono nel Parlamento sardo. È un dato assurdo nel 2024. E per poter cambiare le cose quindi lotterò affinché siano nominate più donne possibili, almeno nei ruoli apicali del Consiglio regionale. Però ritengo anche un'altra cosa, e questa probabilmente mi differenzia da Romina, ma sono sicura che una persona come lei potrà lavorare insieme a noi per riuscire nell'obiettivo, che è quello di modificare uno statuto che ormai è vecchio da 75 anni e che non solo non ci dà prerogativa in materia di lavoro, ma è assurdo che ancora oggi noi non abbiamo il diritto di decidere quando uscire dalla Sardegna e quando farci ingresso, perché non abbiamo le nostre navi e non abbiamo i nostri aerei. È assurdo che non possiamo creare una economia marittima avendo quale principale bene della Sardegna il mare, perché ci circonda. Qualcuno l'ha ritenuto un limite, invece per noi è assolutamente una potenzialità questa. È assurdo anche che noi non possiamo decidere che i nostri figli debbano studiare su libri di storia dove viene raccontata la storia della Sardegna, perché saranno quelli che poi potranno realmente immaginare un futuro diverso, un futuro migliore. E quindi dovremo assolutamente creare una nuova Costituente che ci permetta di modificare questo statuto. E una rinascita della Sardegna non può non partire, su questo siamo assolutamente d'accordo con Renato, che va a dirlo a tutti gli eventi. Non possiamo non investire sull'istruzione primaria per arginare l'abbandono scolastico, l'analfabetismo dilagante in Sardegna, che rende persone incapaci di gestire e di essere consapevoli di tutto ciò che ci circonda. E solo delle persone istruite possono arginare la speculazione economica, diciamo anche coloniale, del nostro paesaggio. Solo queste persone potranno di fatto limitare quella che è la creazione di nuove servitù e quindi anche mettere ipoteche ancora una volta al nostro futuro. Dovremmo invece anche investire sulla formazione, sull'alta formazione universitaria, soprattutto in quei settori produttivi che sono la base della Sardegna. Questi giorni stiamo andando in giro e sto andando in giro per la Sardegna, non solo a Cagliari, non solo nella circoscrizione di Cagliari, perché essendo segretaria devo girare tutta la Sardegna, e ho conosciuto tantissimi giovani come me che stanno innovando le aziende dei genitori. Quindi i giovani ci sono e noi dobbiamo investire come Sardegna sulle nostre risorse umane. Ecco, allora io mi sento come questi giovani e so che solo attraverso